Comunico le dimissioni da presidente del gruppo parlamentare UDC. Lo ha scritto ieri, in una lettera inviata al presidente e al segretario generale dell'ARS, la deputata Margherita La Roccaruvolo. Un messaggio chiaro, lampante e senza giri di parole. Il motivo, più o meno ufficiale, sarebbe legato al doppio incarico della deputata, capogruppo UDC a Sala d'Ercole e la presidenza della Commissione Sanità all'ARS. Ma c'è chi scommette che alla base di questa decisione ci potrebbero essere motivazioni ben più profonde e di natura politica. All'interno del gruppo centrista, infatti, non mancherebbero i malumori, anche, pare, nei rapporti con gli esponenti di riferimento nella giunta di Nello Musumeci. L'ormai ex capogruppo e attuale sindaco di Montevago Terme ha anche deciso di astenersi dalla votazione del proprio successore, la deputata Eleonora Lo Curto. E non è escluso che il prossimo passo possa essere anche l'abbandono del gruppo centrista. Ricordiamo come la deputata Grigentina era stata molto vicina all'ingresso nella giunta di governo, ma poi, in rappresentanza del suo partito, entrò Vincenzo Figuccia, successivamente dimessosi, e Mimmo Turano. Insomma, dietro al doppio incarico della deputata potrebbero nascondersi le nuove fibrillazioni nella coalizione che sostiene Nello Musumeci.